Nella piccola Molinella, frazione di Lendinara, il tempo sembra in qualche modo essersi fermato. Ci troviamo nella profonda campagna del Rodigino, dove non scorrono fiumi ma solo canali e scoli, e dove il lavoro, la fatica e la povertà hanno forgiato la gente e la fisionomia stessa del paesaggio. In un paese oggi svuotato di gran parte dei suoi abitanti si respirano ancora oggi gli antichi valori del rispetto, della devozione autentica, dell'attaccamento alle radici della terra e della famiglia. È qui che 125 anni fa ha inizio una storia di riscatto dalla miseria, dall'ignoranza, dalla piaga dell'usura. Protagonista è un parroco originario di Arco di Trento. Giuseppe Miorelli era un prete che veniva dal Trentino, era stato alcuni anni nella congregazione dei Padri Cavanis, aveva insegnato presso le scuole della carità a Lendinara e poi, quando aveva un po' più di 40 anni, decise di impegnarsi più direttamente nella realtà sociale e venne qui a Molinella e diventò rettore di questa chiesa e soprattutto fu un attento sostenitore delle opere sociali. Fu l'elemento, precursore per la realizzazione della prima cassa rurale cattolica della diocesi di Adria, qui a Molinella nel luglio del 1893. Ormai in quegli anni, dopo la Rerum Novarum, che è del 1891, l'enciclica sociale che rilancia l'impegno dei cattolici nella realtà italiana, l'avvento delle casse rurali per il mondo dei contadini che così difficilmente potevano pervenire al credito era matura, perché Raiffeisen da una parte e Wollenborg dall'altra, ma ci volevano anche delle figure che, come Don Luigi Cerutti e Don Miorelli, rompessero gli indugini e creassero veramente queste novità. Una figura, quella di Don Giuseppe Miorelli, poco conosciuta in Polesine. A lui il comune di Lendinara dedica la piazza antistante la chiesa in una cerimonia civile alla quale hanno preso parte le massime autorità civili, religiose e militari. E anche Arco era presente. Perché è importante questa giornata? È importante per due motivi fondamentali. Il primo è il ricordo chiaramente di 125 anni fa, quando Don Miorelli fondò la prima cassa rurale, ma potrebbe essere un dato storico semplicemente. Invece è l'attualizzazione di quei sentimenti che hanno portato alla cooperazione e alla solidarietà, che sono di estrema attualità, e oggi, anche se sembra difficile riproporli, con questa giornata noi intendiamo sottolinearli e rilanciarli nella nostra comunità. E poi è importante perché la comunità, la piccola frazione di Molinella, ha saputo fare di questa festa un momento di rilancio anche dell'ambiente, della piazza, della chiesa, quindi una vivacità che va onorata e che è segno positivo per il futuro. Oggi è Rovigo Banca, la BCC che nel tempo ha raccolto l'eredità di oltre 20 casse rurali polesane, a rilanciare con un volume e con iniziative culturali e sociali nel territorio l'opera di Don Miorelli, a suggellare il momento di condivisione e di festa la donazione alla piccola parrocchia di Molinella di un crocifisso, opera dell'artista lendinarese Carlo Tintore. Un'occasione per ricordare il passato, ma anche per riflettere sul futuro del credito cooperativo. Dal 1 di gennaio, con la riforma, partirà un nuovo credito cooperativo. La riforma, fortunatamente, anche con l'impegno di tutte le nostre BCC e della Federcasse, è riuscita a mantenere l'essenza, il significato importante, i valori del credito cooperativo, e quindi entriamo nella nuova fase e vorremmo ancora essere tutti noi, tutte le banche di credito cooperativo, ancora i protagonisti di una nuova storia, perché è vero che il gruppo bancario nazionale avrà poteri e toglierà potere alle nostre banche, quindi non avremo più a 360 gradi l'autonomia che avevamo prima. Però riguarda il credito, riguarda l'organizzazione, riguardano i servizi, riguardano i prodotti, riguarda il modello di business, ma tutto ciò che riguarda la mutualità, la cooperazione
rimane in capo sempre alle banche di credito cooperative, che nella riforma rimangono tali e continuano la loro storia. Anzi, io credo che avranno più risorse e anche più tempo a disposizione per fare meglio e di più questo compito che ci è stato affidato dai nostri padri fondatori.